Siamo nello stand di Cortina 2021 con un ospite importante, anche se non tanto ospite in quanto sei di casa. Giovanni Feltrin, buongiorno, grazie di essere con noi. Ciao a tutti. Non serve che ti presenti, vuoi che ti presenti? Direi che non hai fatto nulla di particolare se non ottenere solo grandissimi risultati nella tua carriera, quindi un plauso da parte di Dolomiti Show va a te e quello che hai portato non tanto per la provincia bellunese ma per tutta l'Italia. Quindi che ti pare così a bruciapelo di Dolomiti Show? Penso che stia cominciando a prendere una forma con un certo spessore, per cui siamo all'inizio di un percorso importante e si comincia a vedere che la gente risponde, l'organizzazione sta funzionando, per cui siamo sulla buona strada. Questo ci fa piacere, logicamente parliamo di montagna e nel tuo caso parliamo di sci. Cosa significa lo sci per la montagna bellunese? Ma è un aspetto fondamentale per poter riuscire a vivere a 360 gradi tutto quello che la nostra terra ci offre, per cui riuscire a essere in equilibrio con il proprio territorio passa anche attraverso il vivere bene a casa propria, di saper vivere la montagna in tutti i suoi aspetti, dalla neve invece alla parte magari meno conosciuta per quello che riguarda poi il mio mestiere, che però è la nostra vita, per cui qui per poter fare bene bisogna sapersi muovere in un certo modo, insomma, in montagna. Sicuramente. Un'altra cosa che vorrei chiederti, se ti dico 2021 cosa ti viene in mente? Cosa ti fa sognare questo 2021? 20 e 21 ha un obiettivo che per noi è qualcosa di tosto, di importante, riuscire a portare il valore di quello che la nostra nazione può mettere in campo e dimostrare in quelle date lì sarà un qualche cosa che ci sta coinvolgendo già da ora, ma dovrà portare, speriamo, i frutti che meritano il valore e l'impegno che le atlete e gli staff stanno mettendo attorno a questa cosa qua, senza contare poi tutto quello che si sta muovendo e l'entusiasmo che sta arrivando veramente come un virus, non solo nella nostra montagna, ma insomma un pochettino dappertutto. Sicuramente è una cosa positiva. Stacchiamoci dalla montagna, stacchiamoci dallo sci, ti faccio una domanda più personale. Pro S, ce la descrivi un po' cosa significa, cos'è, come è nata? La Pro S è un piccolo sogno personale che ho condiviso con la mia famiglia, con i miei amici. Siamo in pochi, siamo partiti io e mio fratello Enrico De Bona con le nostre famiglie, abbiamo messo in piedi un qualche cosa che dovrebbe dare sostegno a chi vuole impegnarsi a livello sportivo in un certo modo e che quindi impara ad impegnarsi anche a livello sociale per poter dare struttura ai sogni che soprattutto i nostri ragazzi devono poter portare avanti. Questa è una cosa che ti fa onore. Io chiuderei con un'ultima domanda. Abbiamo un contest aperto da questa mattina. Meglio pastin o meglio skiz? Sono dibattuto, io di solito vado con una doppietta. Una doppietta, quindi andiamo in pareggio. Ok Giovanni, noi ti ringraziamo, ti auguriamo una buona fiera, un buon weekend e ti aspettiamo sicuramente qui l'anno prossimo sempre a Dolomiti Show. Grazie. Grazie mille.